Con mister Allegretti al termine della partita, vittoria sofferta ma meritata. Sì, direi di sì. Ci siamo complicati la vita all'inizio e per l'ennesima volta siamo andati sotto, perciò poi dopo siamo costretti a recuperare, anche se in realtà abbiamo creato tanto e quindi va bene, sono contento. Come contro l'Atrizium, una prestazione in crescendo, anche nel secondo tempo non abbiamo annotato tiri da parte del Ponte San Pietro, l'Eurogol poi di Danieli che ci sta abituando bene ultimamente e 3 punti che fanno bene alla classifica ma anche poi al lavoro poi che si va a fare durante la settimana, quindi 3 punti che ci volevano, grande vittoria. Certo, chiaramente come ho sempre detto, vincere aiuta, moralmente aiuta, la squadra, come avevo anche detto alla vigilia, è consapevole che è in crescita e perciò la vittoria non può far altro che farci fare un'altra settimana con lo spirito giusto per prepararci a un'altra gara difficile come quella di Caravaggio. E poi anche gli ingressi in campo di Pers che ha sfiorato la rete e poi di Arricchiello, quindi anche questo ti può dare un'ulteriore mano poi nell'andare a gestire le prossime partite. Beh, certo, insomma, c'è stato un momento in cui avevamo tante assenze, adesso stanno recuperando e devono solamente entrare in condizioni e sfruttare l'occasione che gli viene data. Perciò, da questo punto di vista, io non ho alcun tipo di problema finché entrano e si impegnano, ma anche durante la settimana. Quindi l'armonia è quella giusta, il gruppo è unito, perciò siamo assolutamente sulla strada che dobbiamo continuare a intraprendere se vogliamo fare bene come vogliamo. Grazie.